Sa provincia di Nugoro è sicura, sorreato su un minimande non va situazione chi appessamentana. Bien deso numeroso elaborao desar forza desordine, parete chi non bisia su tanto desa sustrare, appustisi desasi statisticas e siase in su quotidiano ususole 24 ore, ubesa provincia di Nugoro vitisa prima, prosultanto di omicidioso in relata sa popolazione o prosas estorsionese. Este su chi anana uoi in sinteri desu comitao provinciale prosordine sa securesa pubblica riuniu in Nugoro da la prefetta Carolina Bellantoni in su palato de su governo. A Saddobi hanno piccao parte esor dirigente de polizia, carabinieri, guardia de finanzia e polizia penitenziaria, so sindico de sos comune de Nugoro, Macumele, Durgali, Uliana, Bosa, Budonio, Rosei, San Teodoro e Tortolì, provava a dare des attività de vatta desar forza desordine pro garantire sa sicurezza desor cittadinos in sormeser destiu cando ba traffico meda de turistas, attivitades chi pertoccano sa criminalidade e su terrorismo mo per isa guerra sa abusivismo commerciale a sa merce vrassa. In sos primos sermeses de su 2017 sorreattoso su un usundichi procentu in mancu rispetto a s'anno passau, su un aumentaoso de un'unidade sos omicidios de sostentaos omicidioso e sa lesione dolosas. Minimana in bezzese sarfuras in sardomoso, non battapi robatorios in banca e a furgones portavalores e pezzi unu in sa spostas. Prosuchi per tocca sa strampas informaticas su un usu 7,7% in mancu, dai tribulas a capidanes ar forza de polizia hanno fatto belle de che 7.200 servizio de pattuglia, computando in mezzo se persone, se hanno arrestato in bantachimbe persone, se denunziadas se schentor 49 e battoro sinzaladas a sa prefettura. In Nugoro sorreato su un minimauso de su battoro, 7% e non battappi omicidioso, a dispetto de sa fama de una zittade in mano a gente violenta che vittiva che ne danno a s'immagine sua, pensando per sa candidatura a capitale italiana de sa cultura. Sos carabinieri desa compagnia della Nusè, diretta dai su capitano Claudio Paparella, hanno fatto un'attera operazione antidroga. Sor militare schinsa zudu de sos carabinieri di stazione de Talane Urzullè e de su reparto squadriglia de Arza hanno accattao in sarto comunale de Talane, in località de Cacaisone, un campo de cannabis indica che in 270 vundoso, bene cubao in meso de atteror fundoso, in locu malo a barribare. Sor fundoso fini arto speri 2 metros e mesu e fini frorioso. Sos carabinieri hanno calculato chi dai cui si podiano avalanzare dai 150 a 170.000 euro e sa indagini sun circande de scoperere chi e contipizzava ta custor fundoso che in questo sequestro sono milli sor fundos accattaur de sos carabinieri desa compagnia della Nusè in s'ultimo mese in sossartos intre Talana e Urzullè. Una manovra finanziaria de 7 miliardos e 792 milioni di euro su 2% di entradas in più rispetto a s'anno passato che accumpanzet esa crescita economica che pare te vocande sa conchi in Sardegna puru. Sa giunta regionale l'ha presentata si stampa custu manzano. Sa legge de stabilidade approntada 2 mesi prima rispetto a sos ultimos annos che ha permettere de non impreare s'esercizio provvisorio. A presentare son numeroso de su documento finanziario 2018 bana pessao su presidente della regione pigliaro e s'assessore a sa programmazione paci su tali neande chi s'affortiana sa si spesas pro su traballu sas politicas sociales s'amparo desa salute, cultura, istruzione, universidade, turismo e ambiente. In prusu no hanno toccao sas aliquotas IRPEF e IRAP, sas pur bassas in Italia, che hanno a lassare in sarbuzzacar desar famiglia sardas a 230 milioni di euro. In su 2018 puru pro sa sanidade s'hanno gastare un upore de miliardos o 3,4. Prosu chi pertoccata sa programmazione territoriale, in su fundu pro ente locale s'hanno posto 600 milioni di euro, de custoso che in bicentor 40 chimbiano a servire pro vaccher andare sa macchina amministrativa. Pro su cussizzu regionale bisogno 72 milioni di euro. Pigliaru e paci ananau chi sa manovra si potete acconzare come l'ana compartire chi sa forza politica, sociale e imprenditoriale chi sa punna de che va che rissire sa Sardegna da esa crisi.
Sa politica sarda pure interveniti in su referendum promoviuto dai Veneto e Lombardia pro aere prus autonomia mescamente fiscale dai Roma. Su presidente Pigliaro annau chiesto un diritto previsto in sa Costituzione che sa regione podan pedire plus competenzias er differente a pedire su 90% desas intradar forzisi sul governantes de Veneto e Lombardia di anade per sclarire calessi idea de su referendum. A posempio annau chi sa regione chi mostrano a devunzionare menzur de un ministero romano hanno su diritto de l'uvacere a tasichiu Pigliaro. Ma si impalla de su referendum bessa idea di si mantenere tutto su residuo fiscale non mi pare un'idea chi torra che in Italia desa regionese. Ugo Capellacci, coordinatore regionale de Forza Italia, annau sul referendum de su Veneto e de sa Lombardia sono su risultato di una seconda vinchida de sos territorios contra su centralismo desi Stato a pustir de manco un anno de distanza de su referendum costituzionale. Essa conferma si chi Capellacci chi sa riforma sa de penemogere dai su vattu che sa specificità sono una ricchezza de su rispetto de sas identidades e non chircande de che l'arvocare. Si sa di a pustir de su voto su Veneto si chiede mantenere su 90% de sas tassas. Sa Sardegna depet affrontare su disafio autonomistico in bezzer de si chira lo subire e pedire prima e tutto su rispetto de su chi previditi si statuto nostro. Su 7 de Santu Gabini in Nugoran a cominciare la lezione di archeologia promoviasa dai Archeoarci. Un appuntamento arriba oramai a sede che 8 edizioni schisos amantiosor de storia archeologia isettana apertu vinzas a tottus schisi di anche raccurziare a costumum da magliadore che a cadannus Archeoarci de Nugoro presedio da Tina Santoni a tammaniao nu programma riccus a leziones sana facere in sauditorium desa biblioteca satta e a essere accompagnadas da esar visita ghiadas in locor de Porto Umano plus istoria sarda sordocente che a sempre sono del livello alto e venini desas universidades e desa soprintendenza sardas. Desa lezione armento vamos cussas desa professoressa Paola Ruggeri des Universidade de Tattari che a fa vedere desar femmina romanas e punicas in Sardegna a tapere desa lezione s'archeologa Manuela Puddu che a fa vedere des Museo Nazionale Archeologico de Nugoro inaugurao oramai in su 2022. In sintesi desu cursus a fa vedere des unuraghe a Rubio de Orroli che in s'archeologo Mauro Perra che a contare so secretos de su gigante ruglio che in 21 turre si sparghinadas in 3,5 metros quadros. Prosa Sardegna medievale sata fa vedere de su regno di Arbarè. Sar visitas a sana facere in sonura che Rubio, in Bosa, in su regno di Arborea, in Casteddu. Sas iscriziones sun galo apertas.